Buongiorno e ben ritrovati in un appuntamento con l'informazione di Telefriuli. Una scossa di terremoto, 3,3 gradi, secondo la prima rilevazione dell'OGS è stata registrata questa mattina alle 11:18 con epicentro a 5 km a sud-ovest di Resi, a una profondità di 4 km. Il sommovimento è stato chiaramente percepito in varie zone del Friuli, anche a Udine. Al momento non si segnalano danni a cose o persone, nessuna richiesta alla sala operativa regionale NUE 112. La protezione civile regionale si è attivata per la verifica della situazione. Ed ora andiamo a Trieste, dove è in corso la riunione straordinaria del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, convocata dal prefetto dopo la sparatoria di sabato scorso in pieno centro città. Ci colleghiamo subito con Andrea Pierini per le novità dell'ultimo minuto. A te la linea. Buongiorno da Trieste, si è concluso veramente da pochissimi minuti il tavolo convocato dal prefetto Valerio Valenti, il tavolo sulla sicurezza dopo i terribili fatti di sabato. Ripercorriamo rapidamente la vicenda. Sabato mattina intorno alle 7:50 si sono affrontate due gruppi di cittadini kosovari. All'origine di questa violentissima rissa, dove sono stati esplosi anche 10 colpi di pistola, potrebbero esserci questioni economiche, anche se qualcuno parla di questioni sentimentali. In realtà sembra che ci sia più che altro un controllo su certi mercati, soprattutto quelli dell'edilizia. Dopo i terribili fatti di cronaca, 10 persone in ospedale, 2 ricoverate in condizioni serie ma non in pericolo di vita e 6 tra fermi e arresti, il prefetto Valerio Valenti ha deciso di convocare tutte le istituzioni, quindi il questore Irene Tittoni, il sindaco Roberto Di Piazza, il nuovo comandante dei carabinieri, per fare il punto sulla sicurezza. Tutti sono concordi nel dire che a Trieste queste cose non capitano in maniera regolare, che sono episodi isolati. Per i contenuti del tavolo ci vuole ancora un po' di pazienza, perché come detto si è concluso veramente da pochissimi minuti e quindi ci aggiorniamo nelle prossime edizioni del telegiornale. Grazie ad Andrea Pierini per questo collegamento in diretta da Trieste. La Guardia di Finanza di Pordenone ha scoperto una finta onlus, la quale ha sequestrato 560.000 euro. L'operazione è legata al filone delle indagini sull'azienda cinese che aveva in animo di mettere le mani sui droni friulani. La Guardia di Finanza di Pordenone ha contestato violazioni fiscali, indebita percezione di finanziamenti pubblici e una onlus che operava, secondo l'accusa, fittiziamente a favore della Protezione Civile regionale Friuli Venezia Giulia. 3 persone sono indagate per truffa ai danni dello Stato. Si tratta del filone d'indagine originario rispetto a quello che pochi giorni fa ha portato alla denuncia dei manager di un'azienda che produce droni e che era stata ceduta ai cinesi. È stato disposto un provvedimento di sequestro conservativo per un importo di 560.000 euro, pari finanziamenti indebitamente percepiti dalla onlus. Secondo le Fiamme Gialle, l'associazione di volontariato da anni si occupava esclusivamente di attività ludico-sportive anche a scopo di lucro. Perfino nel periodo dell'emergenza Covid, nessun elemento della onlus, persone, mezzi e strutture, ha trovato impiego nella lotta alla pandemia. Anzi, la sede dell'associazione, realizzata anche con finanziamenti pubblici, ha ospitato attività sportive. È stata anche rilevata la presenza di personale associato all'ente come volontario di protezione civile che svolgeva sostanzialmente, retribuito con fittizi rimborsi, attività di lavoro dipendente esclusivamente a favore dell'associazione. Inoltre, sempre secondo l'accusa, come soggetto onlus, l'associazione ha fruito indebitamente per anni del contributo pubblico per un importo complessivo di 26.500 euro riferibile al 5 per 1000 destinato agli enti che svolgono attività socialmente rilevanti. Durante un'escursione guidata a Passopura ad Ampezzo, 2 donne si sono allontanate dal gruppo, smarrendo il sentiero e perdendosi nei boschi. È stato subito allertato il distaccamento dei Vigili del Fuoco di Tolmezzo con il personale del soccorso alpino. 2 uomini della Guardia di Finanza a bordo di un elicottero hanno individuato le disperse vicino ad un rio, ma a causa del terreno impervio il velivolo non ha potuto recuperarle. I soccorritori sono quindi partiti a piedi da Malga Titina, raggiungendo le 2 donne nella notte. Sono quindi state imbragate e portate su una strada forestale dove un mezzo le ha accompagnate a rifugio Tita Piaz, stanche ma incolumi.
Grave incidente lungo l'autostrada 4 intorno alle 8 di questa mattina all'altezza della stazione di Arino di Dolo. Per causa del vaglio della polizia stradale si è verificato un tamponamento tra mezzi pesanti e un autista è rimasto ferito in maniera grave venendo trasportato in codice rosso all'ospedale di Padova. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco provenienti da Mestre con autogru e 7 operatori. Le operazioni di messa in sicurezza dell'autostrada sono ancora in corso. Un bambino di 10 anni che stava pedalando in sella alla sua bicicletta lungo un tratto di discesa è finito contro un'automobile, ha riportato un trauma cranico, è successo a San Leonardo. Il minorenne è stato trasportato in condizioni serie all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, ma non è in pericolo di vita. Nella tarda serata di ieri invece un ragazzo di 15 anni è caduto dal suo motorino, è finito malamente sull'asfalto dopo un volo di circa 2 metri, è stato trasportato all'ospedale di Udine con un trauma alla spalla. Movida in Carnia scatta una multa per il mancato rispetto delle norme anti-Covid. La Polizia di Stato e la Guardia di Finanza hanno eseguito nella notte tra il 3 e il 4 settembre un controllo in un circolo sportivo di Arta Terme che aveva organizzato una cena sotto le stelle. All'operazione ha partecipato personale della Questura di Udine, del Commissariato di Tolmezzo, unità delle Fiamme Gialle di Tolmezzo. Sul posto c'erano circa 500 giovani assembrati, molti dei quali non distanziati, senza mascherina. A quel punto è scattata per l'organizzatore la multa per il mancato distanziamento e per l'assenza del cartello con la capienza massima, con l'ordine di chiusura immediata per 5 giorni. Le forze dell'ordine stanno eseguendo ulteriori accertamenti. Siamo alla politica. Anna Maria Bernini, capogruppo al Senato e vice coordinatore di Forza Italia, è oggi in Regione per una serie di incontri. Ha fatto il punto sul Green Pass e sulla possibilità di renderlo obbligatorio per alcune categorie di lavoratori. Si parla tanto di Green Pass, appare scontato che oramai si vada verso un obbligo esteso. In questo senso ieri il Presidente della Regione Massimiliano Federica ha dato un'apertura. C'è però questa situazione un po' particolare all'interno della Lega. Ma noi non abbiamo mai avuto degli elementi di vera separazione all'interno della coalizione Lega, Forza Italia di governo, ma anche della coalizione di centrodestra. Anche Fratelli d'Italia ha ammesso la necessità del Green Pass su determinate categorie. È evidente che per quanto ci riguarda il Green Pass rappresenta una sicurezza per tutti, non esiste la libertà di contagiare, la Costituzione non lo prevede. Ci sono soprattutto alcune categorie, cioè i fragili, i defedati, le persone malate, che hanno il diritto di essere tutelate. E questo è il senso del Green Pass, garantire chi lo chiede e naturalmente garantire i cittadini rispetto a possibili contagi. In questo senso siamo tutti d'accordo. L'allargamento ad alcune categorie è indispensabile. Quali categorie? In particolare la categoria dei lavoratori. Voi sapete che c'è stata una grande polemica, soprattutto quest'estate, sulla possibilità di accedere alle mense per i lavoratori. Allora noi abbiamo detto ai sindacati che giustamente devono tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro, non possono consentire che in una mensa ci siano dei margini di rischio per qualcuno. 84% di riempimento delle sale con un incremento del 12% rispetto allo scorso anno. Sono i numeri della 30ª edizione di Mittelfest che guarda al 2022 con programmi e date. La 30ª edizione di Mittelfest che ha portato a Cividale teatro, musica e danza della Mitteleuropa. Il bilancio è positivo sia per la partecipazione di artisti internazionali che di pubblico. In 10 giorni il sipario si è alzato su 70 spettacoli, 31 progetti artistici, 18 prime assolute, con 308 artisti, parte di 31 diverse compagnie. Abbiamo raggiunto l'obiettivo, oltre che i numeri ce lo dice la critica, ce lo dicono gli spettatori. Era una sfida importante perché abbiamo moltiplicato per 3 quello che era il progetto Mittelfest con Mittelyoung, che è stato per noi uno dei assi strutturali che porteremo avanti nei prossimi anni, Mittelland, coinvolgimento di territorio, e Mittelfest che si è chiuso ieri e che ha dato un grande riscontro. Numeri importanti, abbiamo avuto l'84% di riempimento medio degli spazi con un più 12% rispetto allo scorso anno, che era stato comunque un anno accolto bene, fatto in presenza. Sono felice del tipo di risposta che c'è stata perché è importante nell'ottica di quello che poi fa un festival, permetterti di vivere uno spazio, di vivere un luogo con degli occhi nuovi
inconsueti e quindi aprirti delle prospettive altre. E farlo, come dire, portando grandi artisti da fuori che hanno la possibilità di conoscere Cividale è anche un modo di far entrare la città stessa e la regione in un circuito di relazioni europee rilevante. A Forgaria nel Friuli sono stati liberati ieri 3 grifoni e altri 20 rapaci, erano stati catturati e trattenuti qualche giorno alla riserva naturale regionale di Cornino. 3 maestosi giovani grifoni catturati nella campagna di inanellamento e trattenuti per qualche giorno alla riserva naturale regionale del lago di Cornino a fini di studio e una ventina di altri rapaci hanno spiccato di nuovo il volo, tornando padroni del cielo. Ha regalato grandi emozioni, vivi e liberi di volare, momento di punta della programmazione annuale della riserva che nel pomeriggio di ieri ha richiamato un foltissimo pubblico nella migliore tradizione dell'evento. Presenti alla cerimonia di liberazione varie autorità, a cominciare dal sindaco di Forgaria nel Friuli Marco Chiappolino, l'assessore alla riserva Pierluigi Molinaro e il presidente del Consiglio regionale Piero Mauro Zanin, il quale ha rimarcato il valore dell'operazione di tutela e studio che ha fulcro a Cornino. Sono stati divulgati gli esiti degli ultimi monitoraggi da parte del direttore scientifico della riserva di Cornino, Fulvio Genero, che ha confermato la crescita dell'andamento riproduttivo dei grifoni. Attualmente sono 73 le coppie censite, cifra certamente per difetto rispetto al totale effettivo, e continua ad allargarsi l'areale occupato sia nel settore prealpino che in quello alpino. Procedono intanto le attività di ricerca e monitoraggio attuate dalla Coppa Vespa, istituita da Luca Sicuro. Ultimamente sono stati catturati una ventina di grifoni ai fini dell'inanellamento, della marcatura e del controllo dello stato di salute. Ritorniamo alla notizia d'apertura, una scossa di terremoto di 3,3 gradi, secondo la prima rilevazione dell'OGS è stata registrata questa mattina alle 11:18 con epicentro a 5 km a sud-ovest di Resia, a una profondità di 4 km. Il sommovimento è stato percepito in varie zone del Friuli, anche a Udine. Al momento non si segnalano danni a cose o persone, nessuna richiesta alla sala operativa regionale NUE 112, ma la Protezione Civile regionale si è attivata per la verifica della situazione. Siamo in chiusura, subito dopo la pubblicità appuntamento con A Voi la linea. Grazie per l'attenzione e buona giornata.